Nessun licenziamento, però ci saranno 17 posti in meno nell'organigramma della Regione Veneto e non saranno figure di secondo piano, ma dirigenti apicali. Un assottigliamento questa volta dalla piramide per garantire un risparmio di almeno 600.000 euro all'anno. Goccia nel mare del bilancio regionale, ma segnale importante in tempi di tagli e ristrutturazioni. Ecco, riorganizzazione è il termine più corretto al momento della discussione con i sindacati della funzione pubblica di queste manovre in essere, coordinate dal vicepresidente Marino Zorzato e dal segretario generale Tiziano Baggio. Proposta che a breve verrà inoltrata al Consiglio regionale per la delibera, senza licenziamenti, si diceva, ma governando in maniera attenta le quiescenze e i contratti a termine. Una cura dimagrante basata sull'ottimizzazione in ossequio alla legge 54 del 2012, ipotesi che vedrà i 90 dirigenti regionali che si occupano di direzioni, unità di progetto, segreterie e commissari divenire alla fine 73. In sostanza 17 figure in meno, accorpando responsabilità omogenee di alcune sezioni dei dipartimenti, imponendo l'utilizzo di servizi comuni e permettendo così le direzioni ad interim di molti settori. E questi calcoli riguardano unicamente la cosiddetta alta dirigenza di giunta. Altri risparmi per il futuro potranno arrivare da un'azione diretta alle società partecipate, sia direttamente che indirettamente dalla Regione Veneto. In più occasioni l'assessore al bilancio Roberto Ciambetti aveva puntato il dito su un inevitabile riassetto di queste società, spesso con un management economicamente pesante per le casse regionali.